amici di Via Vai TV Online, quest'oggi qui con noi il dottor Andrea Tonello, presidente della Rete Museale Alto Vicentino. Buongiorno. Buongiorno. Allora, noi siamo qui per innanzitutto presentare ai nostri utenti, ai nostri amici del web, quella che è la rete museale dell'Alto Vicentino, che sta comunque attivandosi per molte iniziative interessanti sul nostro territorio, e anche per un evento particolare che si protrarrà fino a settembre e di cui adesso il dottor Tonello ci darà delle indicazioni. Ma innanzitutto vediamo di raccontare un po' di cosa si tratta e cos'è la rete museale dell'Alto Vicentino. Beh, buongiorno. Ringrazio la redazione di Via Vai TV per averci invitato qui oggi e per aver dato la possibilità alla Rete Museale Alto Vicentino di presentarsi e di presentare l'iniziativa appunto che è appena partita e che proseguirà durante tutto il periodo estivo fino alla fine di settembre. Allora, la Rete Museale Alto Vicentino è una rete composta da 14 comuni che gravitano all'incirca nella zona dell'Alto Vicentino e che ha come centro servizi il comune di Malo. La rete è composta da un comitato di gestione che è formato da tutti gli assessori alla cultura i 14 comuni aderenti e è presieduta da me, che sono il referente per la cultura e il turismo del comune di Malo. È una realtà che ha compiuto l'anno scorso 10 anni, quindi una realtà che è già da tempo che lavora nel nostro territorio e ha come obiettivo principale quello di valorizzare le realtà museali che sono presenti nel nostro territorio. Sì. All'interno della rete museale gravitano circa una trentina di musei, tra pubblici e privati, che sono espressione sicuramente della storia del nostro territorio. Io sono stato nominato presidente della rete museale in ottobre dell'anno scorso, però ho avuto già la possibilità di visitare, di fare un giro attraverso tutti i musei che compongono la rete e di incontrare anche tutti gli operatori. E devo sicuramente fare un ringraziamento a tutte le persone che spesso sono volontarie, che tengono vivo la cultura e appunto questo aspetto culturale del nostro territorio. E poi dopo sono coinvolti in prima persona in questa iniziativa che presentiamo oggi, che è l'iniziativa Musei a cielo aperto. Ecco. È un'iniziativa che è nata dall'esigenza di portare sempre più persone all'interno dei musei, in modo tale da permettere a tutti di rendersi conto di quale patrimonio storico, artistico e culturale abbiamo proprio qui vicino a noi. Anche perché questi musei, secondo me, rappresentano proprio il nostro passato, e solo conoscendo bene il nostro passato possiamo programmare in maniera corretta, più proficua il nostro futuro. Quindi conoscere bene le proprie origini è molto importante. Infatti, perché ho visto anche che voi avete strutturato questa offerta rivolgendovi molto alle famiglie, quindi anche la famiglia appunto che vuole portare i propri figli a conoscere delle realtà spesso sconosciute, perché è vero che noi abitiamo magari in piccoli centri, quindi non è la grossa realtà della città, magari Milano si dice no, i bambini non conoscono quelli che erano le antiche tradizioni, mestieri eccetera, però vedo che è stata strutturata in una maniera per cui anche un ragazzino, un bambino può seguire volentieri la famiglia divertendosi, pur imparando qualcosa. Sì, il target principale, quando abbiamo pensato, insieme anche con tutti gli altri assessori alla cultura degli altri comuni aderenti alla rete, era proprio un target a livello familiare. E questo ha influenzato la scelta sia dei percorsi da fare all'interno delle varie visite, e sia anche il prezzo, perché il prezzo è un prezzo molto contenuto, che in alcuni eventi, per alcuni eventi come quello di Tonezza e anche di Roana, è gratuito. Poi per alcuni altri invece eventi c'è un contributo, e il contributo diciamo maggiore è quello per il discorso anche del pranzo, in quanto abbiamo abbinato, oltre alle visite culturali dei vari musei, anche tutto un aspetto enogastronomico, in quanto le persone che parteciperanno ai vari incontri avranno la possibilità di pranzare, di degustare sul posto i prodotti tipici del luogo, e quindi abbiamo cercato di abbinare appunto l'enogastronomia
Spagna alla cultura. Esatto. E per quanto riguarda le prime 2 edizioni, quelle di Valli del Pasubio e quelle di Vastagna, Sì. sono state un grande successo, lo devo ammettere, Bene. proprio perché Sì. questo abbinamento tra Sì. l'enogastronomico e anche l'aspetto culturale Sì, è una cosa che ha trovato appunto il consenso di molte famiglie. Poi dopo, sempre parlando della famiglia, è importante che nel pomeriggio, di solito la mattina si fanno dei percorsi o delle visite a dei musei oppure dei percorsi naturalistici, poi dopo c'è la pausa del pranzo appunto con questi prodotti tipici, e il pomeriggio per i più piccoli sono stati organizzati nei vari comuni dei laboratori didattici proprio all'interno dei musei e per il tramite degli operatori museali che vi dicevo prima, mentre gli adulti hanno la possibilità di fare un percorso alternativo, quindi di visitare degli altri musei o comunque fare un approfondimento dal punto di vista culturale con delle persone del posto, con degli artisti, e quindi i bambini hanno la possibilità anche di avere un momento di divertimento a loro dedicato. Sì, perché capita magari alle volte che trascinati dai genitori Certo, avanti e infatti. indietro si stanchino, e comunque ecco, Infatti. è proprio una proposta dedicata decisamente alle famiglie. Allora, quali saranno brevemente le prossime date che poi appunto ricorderemo, si possono anche trovare sul vostro sito internet? Sì, il sito internet della rete è www.retemusealealtovicentino.it. Ecco, una cosa importante è che per poter partecipare agli incontri è necessario fare la prenotazione tramite internet, via email, inviare un'email con il numero dei partecipanti all'indirizzo info@retemusealealtovicentino.it. I prossimi appuntamenti in programma sono domenica 26 giugno a Tonesa del Cimone, e il titolo di questa giornata è Sulle tracce della Grande Guerra. Quindi ci saranno dei percorsi di visita sulle trincee del Monte Cimone, ci sarà la visita al Museo della Grande Guerra, poi sempre il pranzo organizzato in loco, e anche il pomeriggio dei laboratori e visite per gli adulti. Domenica 3 luglio invece ci sposteremo a Roanna e lì chiaramente siamo in altipiano e parleremo dei cimbri e delle loro storie. E anche per quanto riguarda lì ci sarà un pranzo con appunto prodotti tipici dell'altipiano. Poi l'appuntamento successivo è fissato a Lusiana il 24 luglio. E la giornata è intitolata Dalla preistoria all'arte contemporanea. Qui ci sarà appunto la possibilità di visitare il villaggio preistorico del Monte Corgnon, e poi dopo ci sarà la visita molto interessante del Parco del Soglio, che è una cosa molto particolare. Per chi non l'avesse vista invito tutti ad andarla a vedere, perché è praticamente un museo a cielo aperto, è privato, all'interno di un bosco sono state installate delle opere di arte contemporanea, e la cosa bella è però che viene dato un percorso di massima, però il visitatore deve proprio andare a cercarsi fuori all'interno del bosco della vegetazione l'opera che più o meno ha una traccia di dove si trova, però deve un po' una scoperta individuale da fare. Poi il gusto della sorpresa di trovarsi di fronte all'opera è molto, un impatto molto forte, quindi sicuramente consiglio a tutti di partecipare all'evento del 24 luglio su Lusiana, perché è una cosa imperdibile, assolutamente. Poi dopo ci sarà una breve pausa per agosto, e si riprenderà il 28 agosto a Nove con la festa della ceramica. Quindi sarà un evento organizzato dalla rete museali in concomitanza della festa della ceramica a Nove, che anche questa è una festa molto importante rinomata a livello anche nazionale. Poi un altro appuntamento importante, molto importante per la rete museale, è l'appuntamento del 4 di settembre a Sant'Orso, perché in concomitanza con la giornata della solidarietà la rete museale organizzerà la giornata della rete museale. Cos'è la giornata della rete museale? Ogni anno la rete museale organizza in uno dei comuni aderenti una giornata dove sono presentati tutti i musei aderenti alla rete, e c'è la possibilità anche di fare dei laboratori, quindi tutti i musei portano delle attrezzature, portano del materiale illustrativo, e portano anche degli operatori. L'anno scorso è stata fatta a Lusiana, ha avuto un grandissimo successo proprio perché i bambini hanno la possibilità lì sul posto per esempio per quanto riguarda le ceramiche, di lavorare con la terracotta, per quanto riguarda la serica, di fare la trattura dei bacchi, quindi il Museo del Legno di San Vito mette a disposizione appunto
appunto degli oggetti da poter lavorare con il legno, una cosa molto interessante. E sì. quest'anno sarà organizzata a Sant'Orso, appunto il 4 di settembre, in concomitanza con la giornata della solidarietà. E poi concluderemo domenica 25 settembre a Schio, presso il Giardino Giaccarda, che lì fatto un evento da visitare, all'interno del comune di Schio. E non sempre appunto aperto, di conseguenza è anche questo un appuntamento da non mancare. Infatti. Benissimo, diciamo che il quadro è molto, molto completo, vi siete adoperati in maniera egregia, mi sembra che anche quest'anno le proposte siano interessanti. Ringraziamo l'avvocato Tonello e ci diamo appuntamento al prossimo incontro. Grazie. Grazie.